Un saluto che suona come una benedizione al mare, secondo tradizione, ma anche ad una città che sta tornando alla normalità. Lavagna ha celebrato la patrona, riappropriandosi della sua storia e di quella devozione non solo esteriore, manifestata anche attraverso alcuni gesti simbolici. La festa della Madonna del Carmine per i lavagnesi è un avvenimento atteso, un'occasione per riscoprirsi come famiglia, ciascuno con i propri ricordi e i propri grazie da rinnovare a Maria. Tutti i miei ricordi più cari sono qui alla Madonna del Carmine. Vi dico quello più antico che ho. Prima di andare a scuola, nelle scuole Riboli a 10 metri da qui, venivamo a dire le preghiere inginocchiati sui gradini delle balauste, dove allora si faceva ancora la comunione. Ho imparato a servire la messa a questo altare, mi piaceva suonare il campanello, mi piaceva portare il piattino, mi piaceva usare il turibolo. E da cosa nasce cosa? Comunque ecco, credo che la mia vocazione è nata qui in questo santuario. In processione dietro alla statua della Madonna le autorità, tra cui i sindaci di Chiavari e di Ne, le forze dell'ordine, tanti fedeli lavagnesi e tanti turisti. Tra i casceggianti il sindaco neoeletto Gianalberto Mangiante. La Madonna ha riunito i sacerdoti dell'ambito pastorale in un segno palpabile di unità. Come diceva prima Don Stefano, questa sera c'erano tutte le parrocchie e questo secondo me è molto importante. La collaborazione fra le parrocchie, e c'è veramente, è una testimonianza ancora maggiore. Oggi Lavagna ha pregato, e non solo Lavagna ha aiutato a pregare anche i cari turisti che popolano le nostre città, ma anche quelli di altri paesi che sono venuti ad onorare la nostra patrona.